Partenza della gara di 800 femminile con Quiri, Clementi, Baroni, Palumbo, Mirimbund, Fritti, Raffainer, Moplis e Stenger. Intanto siamo in grado di chiamare il salto in lungo, le prime tre in piedi. Ecli Isabel, Loifer Fleb, Realdo Alessandra, Loifer Fleb, Sader Isabel, Weissenstader, Juniores femminile, Seppi Lisa dell'Eisenstader. Chiamiamo anche Abolis di Cosima, Barbara Trentino e scusate, Pamela Croce, la terza classificata delle allieve del salto lungo alla fine coreografica. Linda Palumbo davanti a tutte con un passaggio di 1:13:93, un passaggio relativamente tranquillo per queste atlete. Linda Palumbo atletica Clarina davanti a tutte. Ancora ci sarà da discutere ovviamente nel proseguo della gara, se ne va un terzetto. Palumbo nel suo turbo, prova a reagire qualcuno da dietro e lo fa la grande porterà alla Raffaina, non la vediamo da così lontano. Ultimi 24 metri, gran battaglia per il titolo, attenzione, il titolo del lì, proprio ultimi 20 metri, e lo fai, da qua non vediamo i numeri, ma proprio Raffainer che quindi il titolo con 22 e 83 davanti a Linda Palumbo. Gli 800 metri al femminile. Partita Sasha Battistoni, 200 metri di mediotto davanti a tutte come un po' da pronostico. Te lo prendi tu. Che io ho dovuto tempo di passaggio per lanciare una ottima gara. Applausi per questa atleta sul rettilineo principale. Affiancato da Dalla Montai, da Scrinzi, qualche metro, 100 metri, 69,50, rallentato il ritmo. Un po' rallentato, cerca più a questo punto il piazzamento, intanto le medaglie sembrano andare via. Poi vedremo perché poi ovviamente alcune sono promesse, quindi per le medaglie sicuramente Junior, Battistoni, Cristoforetti e Cumi per la Quigote per la piazzamento. E ancora battaglia, Battistoni dalle montagne, ancora raccolta e non scoppia, stacca di qualche metro, Spinzi, ultimi 120 metri. Il rettilineo finale, applausi per e va a vincere il titolo regionale Dalla Montana, ora seconda, e poi per la terza piazza Scritti Federica e poi dietro di lei Sabrina Cristoforetti. Andiamo.